Ieri era la Giornata Mondiale dell'Ambiente e lo slogan di quest'anno riguardava l'eliminazione della plastica. La consigliera regionale Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto, ha ricordato di aver depositato un progetto di legge antiplastica che mira a ridurre la produzione di imballaggi e promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina. Il testo era stato presentato il 23 luglio del 2021, successivamente illustrato in terza commissione il 1° marzo di quest'anno. Baldin sottolinea l'urgenza di accelerare l'iter per l'approvazione della legge, soprattutto in considerazione dell'allarme lanciato dal WWF in occasione appunto della Giornata Mondiale per l'Ambiente. Il WWF ha evidenziato i danni causati dalla plastica, un materiale che si trova diffuso ovunque, nel suolo, nell'acqua, nel cibo, nell'aria. L'inquinamento da plastica ha superato il limite planetario, afferma, mettendo a rischio la sopravvivenza degli ecosistemi e la sicurezza per la vita umana. L'Italia risulta tra i principali responsabili dell'inquinamento plastico nel Mediterraneo, continua, e si classifica come il secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa. Baldin ritiene quindi fondamentale estendere la raccolta differenziata della plastica e investire nell'economia circolare, focalizzandosi sulla riduzione, il riuso e il riciclo. L'Unione Europea indica questa direzione che prevede la chiusura progressiva delle discariche e la riduzione dell'incenerimento.